ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Il veliero va e ti porta via, in alto mare già sei meno mia. Di nuovo a voi la linea, buonasera. Inevitabile oramai, ma come faccio a immaginare che sarai di un altro uomo? Ebbene sì, 1 minuto e 40 di intro, lo so, non è radiofonico, però questo era il veliero di Lucio Ma chi se ne Battisti. frega, è giusto Non ce ne così. frega niente, Lucio Bravo. Battisti, Uber Alles. Dall'album Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera, del 1976, signore e signori. Che pezzone, veramente. Mi spiace che non abbiamo tempo per sentircelo tutto, ma è un gran pezzo, ve lo garantisco. Siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, io sono sempre Antonino Danna, lui è sempre Lorenzo Viviani che deve andare a comprare un televisore. Devo comprare uno schermo perché sono senza schermo, voglio far vedere un po' di immagini delle Cinque Terre domani, quindi no, ragazzi, io come mi sento il bianconiglio, non c'ho tempo, sono in ritardo, devo spendere delle no. Spendere Vuoi le palanche, andare? no, Vai, cioè. no, rimango per te. Rimango per te e per quelle migliaia e migliaia di radioascoltatori che soffrirebbero della mia prematura di partita. Mamma mia, aspetta un attimo che facciamo qualche gesto di ci tocchiamo i Gambasisi alla grande, insomma. Sì, come minimo, o come diceva la buonanima di mia nonna Concetta, tocchiamo i buttifarri. Ma io amo, io lo dico che ti voglio sposare. Mia moglie deve avere paura solo di una persona, solo di una possibile amante, e sei te. Dove cacchio mi hai riportato? Toccati i buttifarri. Natalia è un uomo da sposare. Natalia, c'è un uomo da sposare. I buttifarri, signore. No, tu... Oddio mio. Non so voi, ma io mi sto divertendo. E praticamente...
No, quando eravamo bambini, ecco. Comunque le nonne erano sempre perle di Sì, saggezza. sì, sì. Perle di saggezza. Sì, Ti sì, dico sì. una battuta che adesso Vai, sarebbe vai. tacciata di patriarcato, Ecco di qua, cose. Me la sì. diceva mia nonna, che era una donna, poteva dire, diceva Appunto. in dialetto ligure, diceva, per quante brutte facce, quanti belli cul se perde, diceva. Quindi siamo al top, direbbe qualcuno. Ciao Crucio, ti salutiamo. Ciao Parenzo. Ecco. Pensa che mia nonna era una delle persone era una persona talmente meravigliosa che è stata, quando è andata via lei, la mia famiglia, che è di migliaia di cugini, cugine, zii e zii, si è completamente sgretolata in litigi, perché era una figura talmente buona, la persona più buona che ho conosciuto, però aveva queste perle e riusciva con una parola a dirti delle cose meravigliose, con due parole. Quindi insomma, grande nonna Margherita. Ma sì, ma perché vedi, e salutiamo anche nonna Margherita insieme a nonna Concetta. Il punto è questo, i nostri vecchi. E il bello delle nonne di una volta, che Sì, le arrivavi in casa, era sempre lì operativa, mi faceva le crepe. Qualsiasi arrivavi alle 5 del mattino, crepe, alle 3 del mattino, 2 del mattino, alle 2 del pomeriggio, alle 10, 9, le crepe. Metteva sulla caffè, appena rimetteva la caffettiera. Ed era sempre meravigliosa, quelle cose che non mi dimenticherò mai, che per me, ecco, quando io parlo di Cinque Terre mi ricordo i trattamenti, parlo di tante cose, ma la cosa che per me Monterosso, le Cinque Terre sono nonna in fondo al Carugio, e lei che si affacciava nessunino, e andavo su da mia nonna. E che purtroppo bello. I ragazzini che urlano dal coso ce ne sono più pochi, purtroppo. No, ma poi sai, il bello era che queste nonne, che voglio dire, avevano vissuto anche dei tempi non facili, avevano imparato a guardare la vita senza troppi filtri, e quindi di conseguenza le battute di questo genere facevano ridere, sì, però facevano anche molto riflettere. Ed era, per esempio, mia nonna, no? Mia nonna guardava, lei era una grande fan di Bruno Vespa, quindi porta a porta a manetta, che poi commentava. Ma la particolarità è che lei amava guardare il programma della Clerici, questo che ora si chiama, è sempre mezzogiorno, prima si chiamava la prova del cuoco. A un certo punto sapete tutti che Antonella Clerici ha avuto questa figlia, Mael, che oggi è un adolescente, salutiamo anche loro, e mia nonna guardava attentamente tutte le volte in cui lei diceva la mia bambina, lei implacabile ribatteva dall'altro lato del televisore, gli Endifici 5. Cosa diceva? Io ne ho fatti 5 di figli e non mi vanto. Oggi diremmo ma resto umile, no? Mia nonna soltanto le tirava, le scoccava un'occhiata e diceva gli Endifici 5. Saggezza che poi naturalmente bipartita, perché cosa, a parte il tema dei figli, ma possono essere usati unisex queste battute, diciamo. Sì, a voglia. Erano delle battute bipartisan. Ma sì, ma perché poi vedi, il bello del dialetto è che è fisico, è sempre fisico. Tu troverai in tutti i dialetti d'Italia riferimenti a parti anatomiche delle persone che ora non possiamo nominare per ovvi motivi. Certo. Ma è un modo, cioè sono delle immagini che vanno veramente dritte al punto. Mi spiego. Mia zia Santina, per esempio, no? La mia leggendaria zia Santina. Nino, senza tanti cazzi. Ecco, un modo per dire andiamo dritti al dunque. Pensa che, allora passo l'altra battuta, da Monterosso è un posto particolare, perché in tutte le parti, in tutta la Liguria, per dire una certa parte anatomica, che è anche un intercalare, un francesismo che non ormai si dice con leggerezza, si dice, noi diciamo Belin. Esatto. A Monterosso c'è anche questa parola che è obiolo, che come diciamo, come fosse. Allora obiolo, io ho studiato biologia, quindi venivo canzonato perché ti è esperto in bioli, quindi. Vabbè, allora chiudiamo. Vorrei chiudere in maniera un po' più alta, o forse più regionale. Andiamo, Enrico Bertolino, che come comico è un mito, cioè quell'uomo è un genio.
Enrico Bertolino, tanti anni fa, sto parlando di 25 anni fa più o meno, quando faceva Ciro il figlio di Target, te lo ricordi, con Gaia De Laurentiis? Ecco, quando lui faceva, credo, Ciro il figlio di Target, una sera fece un monologo sugli insulti nel dialetto. E lui spiegò, perché Enrico Bertolino è Milano, cioè io mi immagino Manzoni che parla e si muove come Enrico Bertolino, e praticamente lui disse questa cosa geniale, dice anche negli insulti nord e sud sono diversi, perché a Palermo minchia, ma minchia è statico, invece a Milano ti incontri Gianni, ma vada via il Q, cioè anche mandare le persone a dare via il Q è produttivo, capisci? È un invito comunque a muoversi, a fare qualcosa straordinario. Io lo trovo splendido. Quindi vada via il Q, caro Lorenzo. Però il bello dei dialetti, posso dirti la verità, nel bene e nel male, io devo dire il ligure è specializzato in questo, che riuscivi anche nelle canzoni dialettali a dire delle cose che porca miseria. Ora se mettessi a cantarle in dialetto ti dovessi fare la traduzione, però erano talmente c'era anche nell'insulto, anche nella presa per i fondelli, anche nelle battute, diciamo, che adesso sarebbero improponibili dal punto di vista del politicamente corretto, però c'era più stile. Erano più eleganti, scivolavano con più stile, ma forse perché venivano utilizzate con più stile. Ora riusciamo a buttare nel degrado qualsiasi cosa, e dato che il degrado deve finire, prima o poi finisce, noi lo facciamo finire in codesto momento, alle 18:30, eclissandomi. E quando mi eclisso io, mi porto via anche questa forma dialettale, che pure dovrebbe essere nelle corde di Radio Libertà, nelle sue origini. E quindi io vi saluto e ci vediamo la prossima settimana, ci sentiamo più che altro la prossima settimana sulle frequenze di Radio Libertà per gli aggiornamenti sul mondo agricolo e della pesca. Ciao a tutti, ciao Antonino, ciao Natalia. Ciao, un abbraccio. Adesso pausa, pubblicità e poi torniamo con Qui Parlamento con l'onorevole Alberto Bagnaia. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Qui Parlamento. Io do il bentornato e il ben ritrovato a uno dei co-conduttori di questa trasmissione, l'onorevole Alberto Bagnai. Buonasera. Buonasera Antonino, ciao. Buonasera a tutti. Ben ritrovato. Grazie. Allora, come sono andate queste comunicazioni della Presidente del Consiglio? Le comunicazioni sono andate bene, secondo me, e la replica è andata ancora meglio. Io credo che molti ascoltatori, soprattutto se sono sui social, possano aver visto diciamo, in che modo il Presidente del Consiglio ha rintuzzato una serie di accuse che le venivano rivolte, che sinceramente anche nel mio intervento avevo in qualche modo stigmatizzato, perché
che si, come dire, accusi questo governo così di essere subalterno alla peggiore classe politica dell'Unione Europea, eccetera, eccetera, da parte di quelli che ce lo ricordiamo tutti, nel 2019 si erano vantati di essere stati decisivi nell'aver eletto per 9 voti la signora von der Leyen, che, voglio ricordarlo, è quella che poi ci impose il Green New Deal, quindi la fine dell'auto con motore a scoppio, insomma, quella che ci ha portato al disastro sostanzialmente. Fa abbastanza sorridere sia il Presidente del Consiglio che noi a quella signora abbiamo sempre votato contro, e quindi insomma, mentre quelli l'avevano sostenuta. Vabbè, ma insomma, lasciamo stare. A me sono sembrati particolarmente rilevanti i 2 aspetti dell'intervento del Presidente del Consiglio. Il primo riguarda il tema dell'allargamento. Il tema dell'allargamento, dove la mia preoccupazione è quella che l'allargamento diventi un grimaldello per introdurre il principio di unanimità. Perché? Semplicemente perché più sono gli stati e più è difficile mettersi d'accordo, e quindi ove mai si arrivasse a un'Unione Europea peraltro non si capisce bene quanti, 30 stati, 40, non lo so, a quel punto sarebbe, diciamo così, giocaforza a tornare su questa forzatura del principio di unanimità, a dire ma così non si va da nessuna parte, dobbiamo decidere a maggioranza. Ora, decidere a maggioranza a livello europeo è una cosa veramente molto pericolosa, perché significa che poi le decisioni prese dai singoli parlamenti nazionali, anche a larghissima maggioranza nazionale, potrebbero rischiare di essere cancellate da qualcosa che avviene altrove. E c'è anche un altro passaggio che mi è piaciuto nel discorso del Presidente del Consiglio, ed è quando ha detto che noi italiani non dobbiamo pensare di dover sempre prendere altri ad esempio. E io sono totalmente d'accordo, e in particolare direi che in questo periodo, che è il periodo in cui le politiche economiche della Germania, basate su una competitività cercata comprimendo i salari e imponendo la propria volontà di potenza attraverso questo surplus commerciale smisurato che destabilizza i mercati internazionali. Bene, proprio nel momento in cui queste politiche stanno dimostrando il loro fallimento, è particolarmente importante che noi non gli andiamo dietro e che non ci mettiamo anche noi a ragionare come se le esportazioni fossero l'unico motore di sviluppo. Le esportazioni sono importanti, le nostre aziende sono molto forti all'estero e ne siamo molto fieri, ma è anche importante continuare, come sta facendo questo governo, nonostante le, diciamo, fake news, perché ormai non sono neanche più critiche dell'opposizione, a puntare. È molto importante continuare a puntare sulla domanda interna, cioè sul sostegno sul sostegno del potere d'acquisto delle famiglie. E naturalmente ora abbiamo di fronte una sfida particolarmente significativa in questo periodo, perché il rialzo dei prezzi dei carburanti ci impone fatalmente di fare delle scelte che devono essere delle scelte non solo di diciamo metodo fiscale, le accise mobili, riversare l'extragettito dell'IVA sulle accise o cose di questo tipo, ma devono anche essere, direi, e soprattutto anche delle scelte di campo. Oggi abbiamo fatto un comunicato stampa per evidenziare quello che sempre abbiamo evidenziato come Lega, cioè che purtroppo la strategia delle sanzioni era fallimentare e che evidentemente occorrerà riflettere sul mix energetico del nostro paese in modo più razionale. Ecco, oltre a questo, diciamo così, la prossima settimana quali saranno i prossimi impegni? La prossima settimana l'impegno è uno solo, ed è quello di condurre la campagna referendaria. Non è stata convocata l'assemblea per permettere ai rappresentanti dei gruppi politici di andare dove desiderano o dove sono invitati a esporre le ragioni del no, se ritengono. Io ritengo invece di dover esporre quelle del sì, anche confrontandomi con chi ritiene di dover esporre quelle del no.
E quindi, siccome non sono state convocate le assemblee, io non ho convocato la mia commissione, perché era una cattiveria e anche una cosa irrazionale, far venire i colleghi a Roma per lavorare in commissione quando non c'era assemblea. E per quel che riguarda, il tema del referendum, io propongo agli ascoltatori questo semplice esperimento intellettuale, cioè in un sistema democratico moderno il governo è controllato dal Parlamento, che può dargli o togliergli la fiducia. I parlamentari, ma anche il governo, sono controllati dalla magistratura, che se non applicano le leggi li può incriminare. La magistratura esattamente, però, da chi è controllata? Vi siete mai posti questa domanda? È bella domanda. Il tema del referendum è esattamente questo, ed è un tema vecchissimo. Tu sicuramente, essendo uomo anche di cultura classica, ti ricorderai il quis custodiet ipsos custodes di Giovenale, no? Chi custodisce i custodi, chi controlla i controllori. In Italia in questo momento i controllori si controllano da soli, ma il problema non è questo, il problema è le logiche in base alle quali si controllano, che sono non logiche di efficienza e di merito, ma logiche di appartenenza politica attraverso il sistema delle correnti. Tutto qui, è solo questo il problema: scardinare queste logiche di appartenenza con il meccanismo del sorteggio, lasciando per il resto totalmente inviolate le garanzie di autonomia e di indipendenza dei magistrati. Molti magistrati lo chiedono, peraltro, perché ritengono che una volta scardinata la logica dell'appartenenza, loro saranno in grado di lavorare con più serenità. Quindi io direi di riflettere su questo, senza andare dietro alla retorica di chi parla di un governo che vuole mettere sotto controllo i magistrati. Assolutamente no. O di un referendum fatto contro la magistratura? Assolutamente no. Quello del magistrato è un lavoro importantissimo, delicatissimo, che io ammiro e stimo quelli che hanno deciso di mettersi a servizio del loro paese in questo modo. Il problema non sono gli individui, il problema è il sistema, che non a caso è il titolo del libro di Palamara. E così, abbiamo chiuso il cerchio e abbiamo fatto capire qual è il punto. Il sistema adesso è un sistema in cui può capitare che un magistrato dica che la tal persona ha ragione, ma va attaccata per motivi politici. Questo perché? Perché il magistrato è arrivato a prendere e a dare incarichi direttivi in base all'appartenenza politica. Questo è l'attuale sistema. La politica controlla la magistratura adesso, dopo non la controllerà, e sarà, credo, molto meglio per tutti se gli italiani vorranno aiutarci a portare avanti questa riforma. Se non lo vorranno, bisognerà però che, come sempre, chi non partecipa poi non si lamenti, perché libertà è partecipazione, ricordo a me stesso, come si dice in aula. Esattamente. Grazie e al piacere di risentirci presto, allora. Ma grazie a te, quando vuoi. Ciao ciao. Grazie ancora, grazie. Sigla, e adesso Enrico Montesano, Buon appetito all'Italia che va, del 1988. A tra poco. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Chi mangia la cotoletta, chi mangia l'orecchietta, chi l'aglio sulla bruschetta, pure se torna su. Chi mangia lo spaghettino con il pomodorino e col peperoncino, pure se brucia un po'. Chi mangia la mozzarella, chi mangia la pappardella, chi mangia la tagliatella, pure se grassa un po'. Davanti a una mangiata e una bevuta, a tavola l'Italia è tutta unita. Buon appetito, vale una cantù.
da su a giù. Buon appetito a chi mangia di più manda giù. E più mette su. E se qualcuno dice che non mangia, non preoccuparti che anche lui sarà mangia. Buon appetito all'Italia che va così cosa. Ma intanto va. Andiamo al ristorante oppure in pizzeria o tutti a casa mia e non se ne parla più. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie cara Natalia. Scusate, c'è una breaking news che io sto verificando perché sembrerebbe che sia morto Mojtaba Khamenei, la nuova guida suprema dell'Iran, però al momento vediamo un attimo, forse sì, pare che sia morto. Ci dovrebbe essere una comunicazione credo del Mossad in Farsi, ma comunque farò una verifica e credo di poter essere più avanti in grado di darvi questa risposta. Avete ascoltato intanto questo pezzo del 1988, in particolare appunto questa era la sigla del Fantastico condotto da Enrico Montesano e spero l'abbiate apprezzata in vinile. Questo era un vinile, infatti si sentiva ogni tanto qualche fruscio di fondo dovuto alla polvere nel microsolco, è vero, come si chiamava una volta, però diciamo che l'ascolto è sempre interessante, questa bella idea, questa bella Italia di una volta che, ahimè, purtroppo non c'è più. Ma noi perché parliamo di mangiare? Perché questa sera, per Mangiamondo, la rubrica a cura della nostra Maddalena Baldini, vi portiamo a Legnano a conoscere due amici, Gloria Marchesoni e Fabio Mecchina, del Soul Restaurant della cittadina in provincia di Milano. E allora, l'ombra di Alberto da Giussano, andiamo a vedere chi sono e che cosa fanno. Vai pure Natalia, grazie. E allora, i miei due graditi ospiti di questa sera, per la nostra rubrica Mangiamondo, con l'assistenza della nostra Maddalena Baldini, sono niente po' di meno che lo chef Fabio Mecchina e sua moglie Gloria Marchesoni, e siete i titolari del Soul Restaurant in quel di Legnano, è giusto? Esatto, buonasera Siamo a noi tutti. presenti. Allora, ben trovati. In realtà sono un po' cafone perché prima avrei dovuto presentare la signora, ma intanto io sto vedendo le fotografie che stiamo proiettando anche sul nostro canale video della radio e vi trovo, primo, giovani, secondo, molto eleganti, il locale è molto elegante. Ecco, come mai avete deciso di rischiare in questo modo in un'Italia in cui nessuno rischia niente? Perché siamo voluti tornare a casa, abbiamo fatto il nostro percorso all'estero, visto tante valide realtà, però alla fine poi siamo il paese con forse più cultura gastronomica, più storicità, più voglia di continuare a progredire in questo senso. Quindi mi sono sentito di mettermi in gioco con Gloria e il suo sostegno per portare qualcosa un po' di diverso in zona, almeno l'idea nostra è su tutto quello, ecco. Decisamente. Gloria, sbaglio o lei è sommelier? Sì, dammi del tu, mi raccomando, che Prego, preferisco. da cosa nasce questa passione per il vino? Ma è una cosa abbastanza naturale, perché comunque io ho iniziato il mio percorso con l'alberghiero, specializzandomi appunto in sala, e poi lavorando ci si rende conto che più complessi è, meglio è, appunto per dare l'esperienza più possibile, insomma, completa e
interessante anche al cliente, e quindi questo avvicinamento al vino è venuto da sé, anche perché appunto, come diceva Fabio, eravamo a Londra, siamo stati su tanti anni. Londra per il vino è una piazza bellissima, puoi avere degustazioni ogni giorno, ti apri al mondo, quindi oltre all'Italia scopri anche un Sud America, un Sudafrica, un'Australia, una Spagna, insomma tutto il mondo, e quindi è impossibile non appassionarsi se si è un minimo curiosi, e anche il parlare con i produttori, con le fatiche che anche loro fanno ogni giorno, ci si mette molto in simbiosi, ed è bellissimo poi poterlo raccontare al cliente. Ecco, questa è una cosa molto interessante. Voglio dire, in un paese che come piatto nazionale c'ha il chicken tikka masala, che viene dall'India, e più che altro fish and chips, cioè pesce fritto e patatine fritte. Gli italiani immagino che praticamente siano imperatori del mondo per quanto riguarda la qualità dei cibi e l'offerta nei confronti degli inglesi. Ma a Londra che cosa si impara in particolare? Cioè, per che cosa è utile per voi due? Che cosa è stato utile per voi due, al di là dell'incontro con le altre culture, fare a Londra? Cosa vi ha insegnato la capitale inglese? Ci ha insegnato su tutto, almeno a me, la responsabilità. Nel senso che abbiamo avuto opportunità di lavorare in ristoranti molto validi, e quello che ho notato è che si viene molto responsabilizzati, e anche relativamente in fretta, a patto che si riesca poi a adempiere, insomma, i compiti che vengono dati. C'è anche tanta meritocrazia. Quindi, insomma, c'è forse meno timore di dare responsabilità grandi a chi magari ha relativamente poca esperienza per la situazione, e quindi, essendo responsabilizzati in fretta, si tende a imparare molto in fretta. Poi, come dicevi, è una città multietnica, multiculturale, possono reperire ingredienti da tutto il mondo, quindi in un solo luogo si può arrivare col palato, diciamo, ovunque nel mondo, e questo aiuta molto la crescita personale. Almeno la nostra tradizione italiana è molto radicata, molto storica appunto, ma il mondo è molto grande, e quindi su tutto la tecnica e l'essere responsabilizzati e la velocità con cui si ha possibilità di migliorare senza che vengano tarpate le ali, insomma, è la cosa su tutti che mi ha impressionato e che mi ha aiutato a fare, insomma, il percorso che ho fatto io. Gloria? Sì, io ho trovato invece, parlando per la sala, una clientela molto curiosa, perché gli inglesi è vero che a casa non cucinano. Non ho visto un negozio di cucina in tutta Londra, cioè gli inglesi vanno fuori a mangiare, però forse l'italiano, forte del suo essere patrimonio ormai mondiale dell'UNESCO, si è anche molto più, come dire, limitati, nel senso che o è così o non va bene, no? Si è un po' più meno aperti a quello che è l'insieme, a quello che è il fusion, a quello che sono le influenze. Cioè, l'inglese invece, non sapendo, non conoscendo, non avendo una cultura forte, si lascia guidare, si lascia indirizzare, scopre. E anche in sala tante volte ci dicevano fai tu con l'abbinamento vino, fai tu, perché ti davano ti riconoscevano questa professionalità, questo sapere, questa cultura, anche un po' venendo dall'Italia, e gli piaceva tantissimo scoprire e affidarsi. Quindi questo è decisamente un punto a loro vantaggio. E poi, esatto, l'Inghilterra non dobbiamo pensarla come cucina inglese, che comunque ha degli ingredienti pazzeschi, tra parentesi, e non è solo fish and chips, insomma. Però c'è appunto questa voglia di scoprire, di creare, di sperimentare. Questo sì. Cioè, diciamo che a noi paradossalmente l'essere entrati nel patrimonio dell'umanità UNESCO ha contribuito a renderci uno stereotipo, insomma. Cioè, si parla tanto dello stereotipo italiano all'estero, no? La pizza, il mandolino, il Vesuvio, la Vespa, il Pino di Napoli, e poi invece diventare un bene così protetto sostanzialmente ci ha resi autoreferenziali, se ho ben capito. Cioè, noi siamo quella roba lì e basta. Punto. Ci sta come concetto per come lo inquadri tu, ma dall'altro lato, secondo me, delle volte c'è anche un po', tra virgolette, di
invidie di quello che in realtà è il nostro paese, perché comunque nella nostra esperienza, avendo avuto a che fare con persone veramente da tutto il mondo, comunque era palese che noi italiani fossimo sempre tra i più apprezzati, come a livello umano proprio, quelli con cui si cercava di più l'interazione, quelli con cui era più semplice parlare. Quindi in realtà questa questione di etichettare l'Italia, come poi dall'altro lato altri paesi per altri motivi, nel senso, è una cosa che si è rivelata, tra virgolette, non necessaria. Una cosa su tutti che mi ha lasciato questa esperienza all'estero è proprio l'abbattere completamente ogni tipo di barriera, di pregiudizi, no, la parola sbagliata, ma magari appunto di preconcetti o di stereotipi o cose, perché veramente si scoprono, conoscendole, le realtà, che alla fine siamo tutti uguali, ognuno ha vissuto la propria esperienza e la cosa più bella del mondo alla fine è sempre solo condividerla senza giudicarla. Almeno. Questa è un po' la mia idea, ecco. Sì, Londra è un'esperienza di vita, non solo lavorativa, cioè tu comunque per abitare all'estero devi essere super adattabile, hai una stanza, non hai una casa tante volte, hai una stanza in condivisione con, insomma, l'appartamento in condivisione con altre persone che non necessariamente conosci, quindi tante volte torni da una giornata faticosissima al lavoro e non hai in realtà il tuo spazio, quindi devi essere molto adattabile, molto versatile e ti fa crescere tantissimo come persona, anche questa cosa qua. Certo. Ecco, voi quanto tempo avete passato a Londra? 5 anni. 5 anni pieni, 5 sì. anni, sì. 5 anni. E poi avete deciso di buttarvi in questa avventura a Legnano. Ecco, che differenza c'è tra fare ristorazione lì e fare ristorazione qui? Gli aspetti sono tanti da considerarsi. Non saprei bene da dove partire se non dal fatto che appunto l'esperienza che abbiamo fatto noi l'abbiamo fatto in una città comunque da 9 milioni e mezzo di persone. Quindi, come spiegava giustamente prima Gloria, le persone sono molto più aperte, molto più curiose, tendono molto più a provare posti nuovi anche perché escono molto più spesso. Quello che abbiamo notato qua è che, da un lato anche giustamente ci sta, quando una persona si affeziona a un ristorante tende magari ad andare sempre o quasi sempre in quel posto. Probabilmente se avesse più voglia comunque se avesse più curiosità, più voglia di girare, più voglia di provare posti nuovi o meno conosciuti, piuttosto che ne gioveremmo tutti noi ristoratori, nel senso che appunto la gente sembra molto più restia alla cosa nuova, alla cosa diversa, al locale nuovo, piuttosto che ecco, questa è la differenza più grossa che ho trovato, quindi la voglia proprio della gente di girare, provare, vedere, conoscere persone, realtà nuove, ecco. Ecco, qual è il vostro piatto forte? Intanto che tipo di cucina fate? Che cosa offrite al cliente? Offriamo una cucina moderna basata su quello che è il ristorante il risultato delle mie esperienze, quindi ci piace comunque girare, provare cosa fanno i colleghi o andare in posti in vacanza all'estero quando si può, proprio per vedere cosa fanno gli altri, aprire la mente a cose nuove e reinterpretarle in base alle mie idee, al mio modo di fare, ecco. Facciamo ogni tipo di cosa, nel senso facciamo sia carne che pesce, tutto molto curato, molto pensato, molto ragionato, cercando di esaltare al massimo i sapori e i gusti dei comunque pochi selezionati ingredienti che decidiamo di mettere in ogni piatto. Offriamo un percorso degustazione che è il viaggio più completo, diciamo, per capire quello che facciamo. Personalmente non mi piace troppo etichettare la cucina come niente, in realtà semplicemente perché appunto il nostro è un progetto in continua crescita e varia a seconda delle esperienze, ecco, quindi Delle stagioni. ovviamente seguendo le stagioni, la stagionalità degli ingredienti, la materia prima di qualità e quelle cose che ormai dovrebbero essere la cosa più naturale del mondo nel nostro settore, ecco. Gloria, sì, prego. No, piatti forti in particolare
sono quelli che poi piacciono di più, sono tendenzialmente i risotti, bene o male in qualunque maniera li proponiamo, il polpo piace molto, la selvaggina, quindi veramente a seconda di quello che la natura fornisce in quel periodo dell'anno riusciamo a valorizzarla e poi appunto sta alla gente dire qual è il nostro forte, ecco per come la vedo. Ecco, in questo periodo allora, se io venissi da voi, che cosa troverei come vostro forte? Visto che si avvicina la primavera. Troverebbe il risotto, dove veramente valorizziamo il mare, quindi usiamo la salicornia in mantecatura che dà appunto questo sapido molto piacevole, l'abbiniamo alla triglia, giusto marinata per far esplodere il mare, e poi il peperone crusco, che è un tipo di peperone della Basilicata essiccato al sole, lo mettiamo in polvere e dà questa nota affumicata molto molto particolare, quindi una cosa diversa, ma dove tutti i sentori veramente hanno un filo logico, un'unione, un'esplosione di mare. Per esempio, come si può trovare il cervo? In questo caso fatto a filetto, Fabio usa molto la brace, quindi lo cuociamo alla brace, poi lo abbiniamo alla freschezza di un sedano rapa, i mirtilli, l'aglio nero, quindi sicuramente ingredienti non scontati che al palato risaltano il gusto. O gli animelle, ecco, gli animelle è un qualcosa che ormai si trova molto poco, così come l'anguilla che usiamo tanto, e con il melograno, le olive nere, l'indivia, la brace, cioè c'è sempre un tocco di acidità, di amarognolo, di dolcezza, di croccantezza, cioè si cerca sempre di trovare proprio l'equilibrio finale, ecco. Che meraviglia, veramente. Gloria, e la carta dei vini, qual è la filosofia alla sua base? Allora, carta dei vini, anche lì non essere scontati, non avere i grandi nomi, le grandi etichette, le grandi maison che ormai conosciamo tutti. Il mondo vino è talmente immenso che secondo me è inutile bere sempre le stesse cose, quindi mi piace andare alle degustazioni, mi piace andare a conoscere produttori nuovi, vini di nicchia, veramente particolari, sorprendenti, con una storia dietro, per poter dare appunto, poi raccontandolo, un valore in più a quella bottiglia, che non è solo un vino fermentato in questo modo, fatto in quel modo, ma magari è un progetto creato tra più ragazzi che frequentavano assieme la scuola di enologia, piuttosto che un terreno particolare con piante centenarie, prefilossera, piuttosto che, insomma, che ogni vino abbia un'anima, ecco, così come abbiamo chiamato ristorante. È Ecco. quello che ci tengo, ed è un bel lavoro di ricerca che a me piace tantissimo fare, insomma. Ecco, e allora in questo periodo, visto che la primavera è alle porte, che cosa ci beviamo? Oh mamma, c'è l'imbarazzo della scelta! Ho Abbiamo appena preso tempo per parlarne. un rosé bellissimo francese, piccolissimo produttore, e questo rosé cresce proprio in un bosco, è un rosé della Provenza, però non è il classico rosé provenzale fresco, fruttatino da aperitivo. L'uva è il Cabernet, quindi insomma già un'uva potente, e viene affinato nelle botti esauste di whisky, e quindi questo affinamento gli dà insomma queste note un po' più particolari, veramente inusuale per un rosé che è chiamato appunto il Bosco degli Angeli da una leggenda proprio della zona. E come l'ho assaggiato, ho detto questo entra in carta subito, per dire, perché i rosé sono sempre più gastronomici, quindi veramente non solo da aperitivo, ma si possono bere e gustare proprio anche in abbinamento col cibo a tutto pasto. Quella potrebbe essere un'ottima bottiglia per il clima di adesso. Che meraviglia. Chef, un primo e un secondo, vista la stagione? Beh, il primo che ha detto Gloria è sicuramente interessante. In realtà la stagione sta arrivando, quindi sono in fase di studio di cambiamento come menù, quantomeno per i primi. Ci stiamo lavorando. Coi secondi abbiamo in carta adesso l'agnello, che mi piace molto, con del farro, una purea di mais e lemongrass, perché mi piace appunto molto usare comunque spezie o aromi che si distacchino un po' da quelli usuali, con le cime di rapa, e
quello che fa tanto è il trattamento e la cottura della carne, nel senso che recupero la sella intera dell'animale, la lascio in frigo ad asciugare ricoperta dalla paglia, quindi assorbe un po' una dolcezza, una nota particolare, poi erbacea, che va a smorzare un po' quella che è la sua intensità, perché l'agnello è comunque una carne particolare. E una volta poi cotta alla brace con la fumicatura fatta con legno di melo, rende molto particolarmente. L'idea appunto è di lavorare tecnicamente e estrarre i sapori durante la preparazione e tutto, e che però risulti semplice anche all'occhio, quindi mi piace non usare troppi paroloni nel menù, ma indico semplicemente gli ingredienti, così che anche chi viene a trovarci può farsi un'idea di cosa aspettarsi nel piatto, e poi si ritrova sì quello che sono gli ingredienti, però magari trattati diversamente da come si aspetta e valorizzati al massimo. Quindi appunto l'intensità della carne è la cosa principale, perché alla fine è quello il gioco, risaltare al massimo i sapori e valorizzare al massimo la materia prima, ecco. Certo. Una domanda e ci avviamo alla conclusione, e vi ringrazio del vostro tempo. Mangiare che cos'è? È un rito, un piacere o semplicemente un'attività umana? Tante cose. Mangiare è prendersi il tempo di andare al ristorante, per come la vediamo noi, magari avere la possibilità di lasciare i bambini qualche ora dai nonni, prendersi il proprio tempo per ritrovarsi come persona, come coppia, no? E godersi cioè far proprio caso a quello che si mangia, perché siamo talmente di corsa che tante volte mangiamo di fretta per poi tornare al lavoro. Quindi l'obiettivo nostro quando entrano le persone è fargli passare 2 ore veramente di gioia, di piacevolezza, con l'abbinamento giusto, col sapore vero, e in pace. Ecco, questo è un po' l'obiettivo. Quindi mangiare gioia, piacevolezza, ricaricarsi, spendere tempo di qualità. Sì, esatto, è valorizzare il proprio tempo e staccare la spina. Siamo in una società che quasi ti costringe a vivere a 2000 all'ora e ogni tanto, È anzi, giusto rallentare. esatto. Un'ultima domanda. Gianni Minà dice che questa dovrebbe essere la domanda finale del bravo intervistatore. Io non sono un bravo intervistatore, però ve la pongo lo stesso. Che cosa farete domani? Al lavoro? Certo, non vengo certo a chiedervi della vostra vita privata, ci mancherebbe. Andiamo avanti, nel senso che il nostro appunto vuole essere un progetto, una crescita, vogliamo divertirci nel farlo. Io ho scelto di fare questo mestiere in primis perché non si smette mai di imparare, non si smette mai di migliorare e non si arriva mai, quindi appunto si dice che la cosa più importante sia il viaggio, e quello che faremo domani, come oggi, come sempre, è cercare di godercelo al massimo per andare più in là possibile, serenamente, goderci quel che facciamo e soprattutto facendo felici le persone che vengono a trovarci, perché alla fine quello che ci dà davvero soddisfazione alla fine è quello. È l'obiettivo, sì. Ecco, e chi volesse venirvi a trovare a Legnano, dove vi trova e con quali orari? Ci trova in via Goito, all'altezza del Maniero di Sant'Ambrogio, quindi molto vicino al centro pedonale, che è una chicca, e consigliamo eventualmente di farci una passeggiata prima o dopo, qualora veniate a trovarci. Siamo aperti tutte le sere da martedì a venerdì, e il weekend, quindi sabato e domenica, siamo aperti sia a pranzo che a cena. Il giorno di chiusura è il lunedì. Quindi vi aspettiamo. Molto bene, allora grazie, buon lavoro. Vi ricordo anche il loro sito www.soulrestaurant.it, si scrive soulrestaurant.it, così non vi potete sbagliare, potete anche eventualmente prenotare un tavolo. Grazie. Grazie mille a voi. Grazie, buona buona serata. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure,
la tua radio. linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 19:10 minuti e 43 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, o meglio di Chilometro Zoom, il drive time in mezzo ad agricoltura, pesca e ambiente, vincitore, vi ricordo, del microfono d'oro nel 2024. Natalia, per favore, proietta questa immagine che ti ho girato. Allora, vi dicevo di questa voce che ha cominciato a diffondersi su X, quindi la notizia va presa il più possibile con le pinze. Questo account Mossad Farsi, @Mossad Spokesman, se volete verificare su X, è un account che si dice sia collegato al Mossad. Come vedete ha anche la spunta blu di essere verificato. Bene, il messaggio, che peraltro è stato postato stamattina alle 6:35 ora italiana e che ha già ricevuto 70.000 visualizzazioni, si riferisce a Mojtaba Khamenei, a quanto pare. Hanno scelto un uomo morto per guidarli, un uomo morto che era finito prima ancora di iniziare. Punto di domanda. È morto davvero Mojtaba Khamenei? Perché alcuni dicevano questa mattina è in coma e gli manca una gamba. Hegseth ha detto che è vivo ma è sfigurato in volto e non si sa. E quindi niente, qui non si capisce se questo sia morto oppure no. Però questo account dice che probabilmente sia morto. Per cui non ci sono conferme, vi ripeto, non ci sono conferme, non c'è alcun annuncio ufficiale, non c'è alcuna comunicazione in materia. Tra l'altro ora comincia a girare, comincia a diffondersi su X questa notizia da questo account, ma vi ripeto, non abbiamo alcuna conferma né alcuna ufficialità. Può darsi che si riveli
tutta una balla, però intanto questa cosa ha cominciato a circolare. Si è parlato tra l'altro di un ospedale di Teheran che a quanto pare sarebbe stato di fatto militarizzato perché ci sarebbe un alto esponente del potere della Repubblica iraniana. Il fatto è che malgrado da 5 giorni Mojtaba Khamenei sia la nuova guida suprema dell'Iran, nessuno ancora né ha udito la sua voce in televisione né tantomeno l'ha visto, dal momento che l'unica cosa che è venuta fuori è un discorso scritto che è stato letto in televisione e che è stato attribuito a lui. Certo, se fosse morto anche lui, questa sarebbe la fine del regime, perché chi altri possono cercare per metterlo lì? Soprattutto lui rappresenta il legame con i Pasdaran, cioè l'ala militare, la spina dorsale militare di questo regime. Se lui muore, a questo punto le cose possono prendere una piega inattesa, un'inattesa piega degli eventi che, vedremo. Oggi pomeriggio, tra l'altro, Nicola Porro sul suo sito pubblicava la notizia che a quanto pare il regime cubano starebbe trattando con gli Stati Uniti, visto che petrolio non ce n'è più e la gente muore di fame a Cuba. Diciamo che potrebbe essere un fine settimana veramente storico, con la fine in un colpo solo di due regimi che ve li raccomando, uno meglio dell'altro. Va bene, ma adesso noi andiamo a Dubai da Alessio Musella, che grazie a Dio è vivo, vegeto, sano e salvo, e ora ve la racconta lui la guerra come si vede da Dubai e che cosa sta succedendo. E poi parliamo ovviamente di arte. Vai pure Natalia. E allora, direttamente da Dubai, signore e signori, e ora gli chiederemo anche qualcosina sulla guerra, ecco il nostro Ale Musella. Ale, ti giuro che in questi giorni mi sono chiesto che fine avessi fatto. Io mi sono posto due domande: che fine ha fatto Mojtaba Khamenei e che fine ha fatto Alessio Musella? Allora, sul primo non rispondo, sul secondo vedo che ci sei. Come va? Come va con sta guerra, prima di tutto? Allora, tanto guardate fuori. Ecco. Per cui non c'è meno traffico del solito perché siamo ancora in Ramadan. C'è stato qualcosa anche questa notte, qualche drone, però insomma rispetto a quello che raccontano ragazzi miei, come sempre c'è un'esagerazione. Qui a me dispiace perché gli Emirati hanno dato tanto a tante persone e vedere questa fuga motivata, sincero, io ho più paura di andare a centrare la sera che rimanere qua, che sinceramente sono appena andato a fare la spesa perché stasera ho una cena con dei collezionisti qua, e questo per farti capire che quando le città si svuotano è il momento in cui tu fai business con chi rimane, e chi rimane è chi crede nella città e il posto dove sei. Per cui la gente che ci ha messo veramente 5 minuti a decidere di andare via, probabilmente nella vita non ha mai costruito niente qua, ha solo preso. Ma ti dico che c'è gente che addirittura pagava a metà del volo aereo per qualcuno che se potevano portare il gatto a casa. Cioè, mamma mia. Cioè, guardate, vi sembro spaventato, cioè io poi sono davanti al Museo del Futuro, per cui cioè, non è che sono in mezzo al deserto piuttosto che... Per cui, non so, c'è stato un drone a Marina, c'è stato... Però, insomma, se la vogliamo chiamare guerra, chiamiamo la guerra. Qua, ma scusami, ma quindi suonano, cosa succede? Suonano le sirene e tu più scappi nel rifugio, no, come fanno? No, Marina non siamo nell'era tecnologica. Ecco, guarda, me l'hai appena chiesto. Ti è arrivato ora l'avviso. E quindi ora che devi fare? In teoria ti devi allontanare dalle finestre e basta. Questo qua. Ecco, appunto, quindi non sbagliava Tajani quando diceva state lontani dalle finestre. No, è quello che dicono loro, cioè nel senso che ovviamente se c'è una deflagrazione o se arriva un drone, arriva è successo a Marina, come è successo a dirsi stanotte, per cui se tu sei qui dove sono io e arriva, in effetti è meglio stare in camera o da un'altra parte. Ora, io non è che ti dica che abbia la vista, però mi auguro di vederlo, anche perché nel momento in cui arriva normalmente la contraerea funziona. Insomma, io mi sento molto sicuro qua, devo essere sincero. Quindi tu in pratica la notte te ne stai nel letto, dormi, al massimo senti qualche botto, tipo Capodanno. Manco. Mamma mia, no, perché sai, sembrava stesse scappando mezzo mondo da Dubai, che ci fosse il terrore matto.
Allora, ti devo dire che, ed è questo che ti ho detto prima che mi ha dato un po' fastidio, il fatto di vedere gente che in quei secondi, no, vado. Allora, i ristoranti stanno chiudendo, ma perché il ristorante, io non sono qua come turista, io sono qua per lavorare, per cui Lo a me so. sinceramente che ci siano turisti o meno non me ne frega niente. Anzi, come ti ho detto, tutti quanti mi dicono, ma tu sei sempre sotto controcorrente. No, io apro la mia galleria lunedì alle 7, dalle 7 alle 11, Dubai Hills, per cui sono 250 metri di galleria, che a fianco alla home gallery, che è qua, tant'è vero che oggi ho dei clienti che vengono a mangiare, per cui come vedete comunque la mia home gallery è sempre... Infatti, è sempre operativa, certo. Però ho affiancato anche quella Compound, è una community creata da Imar. Imar è uno dei più grandi costruttori che c'è qua a Dubai, insieme a Damac. Damac costruisce palazzi e Imar costruisce invece community, il che significa che una community deve avere tutto quello che serve. In questo caso la mia galleria è la galleria che lui ha chiesto che ci fosse, per cui ho avuto gestione, che è un altro costruttore, e mi ha detto: Alessio, se voglio tenere questo spazio devo farlo trasformare, se no non me la danno, perché comunque è un servizio che dai alle persone che... Ecco, tu dicevi una cosa molto interessante, si fanno affari con quelli che ci credono. Cioè, chi è che è rimasto in città, a parte gli abitanti di Dubai? Allora, gli abitanti di Dubai Dubai è per l'80% stranieri, ok? Per cui poi ci sono tantissimi turisti che fanno over, però chi lavora qua, allora al massimo ti hanno fatto ti dicono di lavorare da casa, o comunque stai lavorando un certo, io poi che vendo arte, io non vendo l'arte ai turisti. Certo viene qua a comprare arte a Dubai, ok? Per cui a me che ci sia turisti o no, non mi interessa. Per cui questo c'è stato la fuga, infatti ti dicevo, alcuni ristoranti stanno chiudendo, ma perché? Perché vivono sui turisti. Io le cene me le faccio a casa o comunque esco poco, e le poche volte che esco perché devo comunque lavorare, per cui per me che siano aperti o non aperti non cambia. Posso capire che per chi lavora in quel mondo dell'intrattenimento, o i camerieri, i direttori e quant'altro, se non ci sono clienti, però vedi, ecco, questo è una cosa, mentre in Italia ci sarebbero 10.000 problemi, qua chi è venuto a lavorare e sa che guadagna di più, sa anche che c'è questo, da un momento all'altro ti dicono che sentiamo tra un mese o tra 2 mesi e ti devi arrangiare, perché guadagni di più, però non sei tutelato come potresti essere sotto certi punti di vista, ok? Certo. Però lo sanno, sono qui a strapparsi i capelli, ed è per quello che molti sono andati via, perché hanno iniziato così, dicono ok, allora ho la possibilità di iniziare la stagione da un'altra parte, perché questo è il lavoro di chi lavora in quel tipo di settore. Il mio invece, ti dico, adesso aprendo appunto il lunedì, dall'Italia mi dicono tutti, ma cosa fai, sei pazzo? Sì, molto probabilmente lo sono e sono contento di esserlo, però ho già il full booking, perché c'è già delle persone, ci sono già le persone che mi hanno chiesto di avvisare se arrivano, perché comunque è Dubai dove in teoria non si può neanche servire l'alcol, una dall'altra, per cui a me va benissimo, per cui ci sarà un soft drink di benvenuto, però non c'è niente da mangiare e la gente, ho già 80 persone che sono prenottate per venire a sentire parlare di arte e vedere la nuova galleria, cosa che invece nel momento in cui ci fossero state tutte le altre attrattive magari avrebbero portati da qualche parte, adesso invece fai una cernuta, per cui ovviamente chi è qui apprezza anche chi è qui e sta investendo in questo momento, e se ci sono tutti. Certo, mi pare chiaro. Ecco, e allora parliamo di arte. Cosa va di questi tempi a Dubai? Soprattutto cosa stai facendo tu nella tua galleria? Perché appunto lunedì si apre. Allora, intanto ci sono 2 sezioni, per cui sono 2 stanze grosse, con qui è proprio su strada, ed è una strada frequentata, nel senso non è come può essere Zaitun Road, che comunque se tu hai una vetrina qua, lo vedi, cioè vuol dire c'è un passaggio relativo, ma lì invece essendo un residenziale le persone passano, anche perché sono stato lì, io stavo lì dalle 9 a mezzanotte perché la luce era quella migliore dove si vede dentro, perché molte vetrine sono anti-riverbero perché quindi caldo, no? Per cui di giorno la parte che la gente non cammina, però non vedi tanto dentro, mentre invece la sera diventa qualcosa completamente diverso. Ovviamente ho aperto anche una libreria all'interno, cioè con i cataloghi, in modo tale che la gente possa sedersi e parlare di arte come se fosse in una biblioteca. Insomma, il mio modus operandi l'ho riportato qua.
Poi a me piace il pop, ma tu sai molto bene che sono anche contro il neopop, nel senso che dopo un po' ho stufato se non c'è troppo contenuto, cioè se c'è poco contenuto. Però detto questo, siccome qua il mercato chiede quello, pop e poi tutto il resto delle creatività che ci sono, per cui a partire dall'iperrealismo, l'astratto. E ho trovato un buon partner in Daniele Comelli, che ha diverse gallerie ed è comunque della tradizione. Lui a base a Genova, e per cui uno di questi due spazi lo do volentieri a lui. Io sono il direttore del suo spazio e l'art director del mio e anche del suo, perché ovviamente sono io che faccio. Però ho scelto di affiancarmi a lui perché così lui si occupa del pop, è il suo core business, e io posso continuare a scrivere e a occuparmi invece di tutto il resto. Ovviamente, essendo un direttore comunque anche della sua parte, sono ben contento di spiegarla e di raccontarla. Bene. Senti, in particolare, ecco, chi prevedi che sarà dei vostri a questa inaugurazione? Il cliente tipo? Allora, russi ce ne sono abbastanza. Tra l'altro, Ludmilla Redchenko, che tutti conoscete per il suo trascorso da letterina, comunque da starlettina, invece si è riproposta nel mondo dell'arte con qualche lacuna che sta comunque riuscendo a colmare, però devo dire che a me piace molto perché ascolta, è disponibile ed è inutile raccontarsi che non si porta dietro un sacco di conoscenze. La russa, lei si è trasferita da poco, da quando si è separata, che appunto era suo marito, una delle persone più o Italia 1, insomma, quello che è. Per cui lei si ha deciso di trasferirsi qua e di puntare tutto sulla sua arte. E la sto seguendo da un po', tu pensa che ha fatto anche una sua personale, ma mi piace il suo spirito di voler essere un po' dappertutto e per cui creare connection. Per cui con le pinze, perché comunque comunque ci sono artisti emergenti, artisti quotati, artisti sono comunque alle collezioni, per cui io non sto tornando davanti a nulla e sono contento di iniziare a collaborare con lei, e c'è anche lei appunto lunedì, perché comunque mi apre un mondo su una community che è quella russa, che se non sei uno di loro non entri, è inutile raccontarsi le barzellette. Per cui quando uno fa il purista, no? Che ti dice ma no perché dicono questo, dicono quest'altro, allora per fare il business devi comunque riuscire a collaborare con tante situazioni che sono anche alternative rispetto alla tradizionale. Poi, certo, che se lei non fosse stata brava, non avesse avuto delle idee a livello artistico, magari ci avrei collaborato. Come vedo del buono in quello che fa lei, come lo stesso ragionamento che ho fatto con Alex Belli. Alex Belli, quando sono andato a trovarlo, io gli ho detto che avevo tutte le mie dubbi nei suoi confronti. Io avevo litigato con una gallerista a Pietrasanta che me l'aveva proposto come il più grande no? E io me l'ho permesso di dire: guarda, hai fatto una buona operazione di marketing, però non me lo vieni a vendere come il più grande fotografo italiano, perché sennò tutti gli artisti che magari seguono te si sentono, perché non è famoso per quello. E questo l'ho detto anche a lui. Poi sono andato a trovarlo a Milano, nella sua factory, perché lui ha questo bellissimo spazio dove vive, ma è anche uno studio di registrazione e di produzione, che è in zona Mecenate, bellissimo, e cavolo, gli ho detto, guarda, mi piace enormemente, stupito, e infatti l'ho portato anche qua a Dubai, l'ho presentato anche lavoreranno anche assieme, perché io sono pronto a ricredermi. Nel momento in cui una persona mi dimostra che ha delle capacità, che non è quello che la gente dice, io sono abituato, come mio padre mi ha sempre detto, lascia perdere quello che la gente dice, guarda come si comportano con te. E per questo che io sono contento, e lo dico tranquillamente, di collaborare con Alex Belli, che altrimenti viene visto come appunto bello soap opera, o la Ludmilla Redchenko, perché entrambi hanno qualcosa da dire artisticamente. Certo, devono sempre crescere, ma questo è importante, che un artista abbia la consapevolezza di non essere arrivato, ma di essere un trampolino di lancio per cui crescere e sperimentare. E poi, inutile dire, portano anche una buona visibilità, che quella non guasta mai. E questo mi sembra molto chiaro. Senti, so che quest'oggi sei stata abbastanza in giro. Che hai fatto di bello oltre che la spesa? Allora, oggi sono andato a iniziare a impostare la galleria, perché non sembra 2 giorni, per cui ci sono gli spazi. Adesso sono andato, domani mi mettono questo io, l'illuminazione, la scelta delle opere,
Per cui comunque è il lavoro che faccio sempre, solo che qui gli spazi sono più dilatati e di conseguenza devi parlare con Dario. Sono io il primo ad andare sulle scale a fare le robe, per cui comunque lo sai, a me piace le mani sempre nelle cose che faccio, per cui a maggior ragione adesso che tra l'altro nel momento in cui ho detto che apro mi fa veramente molto piacere l'entusiasmo che tutti i ragazzi, ma anche tutti gli artisti che mi seguono e mi hanno dato fiducia da tanto, perché ricordati che quando sono venuto qui c'era gente che rideva sotto i baffi e che stava aspettando che io crollassi, mentre tutti gli altri scappano, io sto. Il mio padre mi ha insegnato, quando gli altri vanno via si creano. Questo è vero. Per cui c'è un entusiasmo forte e questo mi ringraziano, perché in un momento così dove invece è più facile cadere nello sconforto, trovare la forza insieme di parlare di arte, di proporla in un posto dove la gente sta scappando in maniera tra l'altro errata, ma dove si parla in maniera negativa di questo posto, anche a sproposito, perché comunque c'è una cattiveria di fondo, io leggevo qualche commento, vi sta bene, perché loro pensano che a Dubai sia un posto per ricchi, mentre invece Dubai è una città come lo è Milano, come lo è Napoli, come lo è Roma. Tu puoi vivere qua spendendo quello che spendi a Milano. Certo che se tu ti fermi a guardare sempre i locali tipo il Billionaire, tipo quello che va con la Ferrari, che poi magari l'ha affittata, piuttosto che, e ti vogliono far vedere questo, sei tu che vuoi vedere questo. Perché nel momento in cui tu vuoi vedere veramente che cos'è Dubai, hai tutta la possibilità del mondo di andare a capire. Perché non è che per forza devi seguire l'influencer, perché vuol dire che allora ti piace vedere quel tipo di situazione lì, capito? Per cui, per esempio, molte delle opere che andremo a esporre lunedì parlano di Dubai. Io ho chiesto ai ragazzi, chiamo ragazzi anche se non 60 anni, gli ho detto, avete voglia di mettervi in gioco con dei soggetti, utilizzando sempre la vostra creatività, che mi raccontino da Dubai che c'era, che c'è, che ci sarà? Sì, mi hanno fatto delle opere bellissime, guarda, ti faccio vedere qualcosa che almeno lo puoi vedere un'anteprima, perché poi queste adesso vengono incorniciate e poi vengono portate di là, no? Allora, questa è la versione di Mariella Rinaldi del Burj Khalifa, che adesso viene incorniciata. Questo è un cavallo arabo, lo schizzo di un cavallo arabo, anche lui. Questo è un falco con vetro e sabbia del Sahara. Questo qui è il museo sempre della Rinaldi, è il museo del futuro che potete vedere là, ok? È questo. Per cui ci sono, vedete, c'è lui dietro con le 3 dita di Al Maktoum, che stanno a significare passato, presente e futuro. Poi dall'Argentina, dalla Carolina Curti, che sono arrivati questi, guardali. Che meraviglia. Lei l'ho incontrata in Qatar, ok? Per cui, come questo qui è Lorenzo Malfatti, per cui a disposizione, per cui insieme al pop, come ti dicevo, perché Lorenzo Marini, per esempio, questo te l'avevo fatto vedere, no? Anche lui ci sarà. Gigro, che mi è arrivata, anche questa può essere pop digitale, ok? Questo è Alex Belli, quello che ti ho detto, Alex Belli, ok? Per cui lavorato con la serigrafia in una certa maniera. Ti ho detto, cioè, non so, lui è Chiassai, Stefano Chiassai, per cui ha appena fatto una mostra di... Niente, non è successo niente. Ha appena fatto una mostra a Pietrasanta, in piazza centrale. Questa qui è... Per cui, come vedi, c'è tutto quello che si può avere. Per cui questo serve per raccontare Dubai, per esempio questo qui è un animale tipico del Qatar, per cui me l'hanno fatto. Per cui puoi raccontare una città attraverso determinate cose, per cui i cavalli, i falchi, guarda questi. Che meraviglia. Per cui ci sarà una parte che invece sarà prettamente colorata, appunto legata al mondo della pop, come ti ho detto. Poi dopo verrà gestito molto più direttamente da Daniele Comelli, da questa appunto, galleria che sarà la mia partner. Tutto quello che tu vedi qua invece che non si chiama pop, che non si può chiamare pop, invece viene gestito da me. Per esempio, guarda, questo qua l'abbiamo visto tante volte. Questa è una scultura in bronzo di Valente Cancogni, e in teoria è una donna, però inevitabilmente ti ricorda i palazzi, tu guardi così. Esatto.
verso l'alto. Poi abbiamo sempre il nostro simpaticissimo... Eccolo il cagnotto. Bello. Poi ho anche tante altre cose perché ho già iniziato a spostarle di là, per cui qui rimane la mia home gallery dove ti ho detto stasera, ripeto, ho delle persone a cena, infatti ho ordinato delle cose, però ho fatto la spesa, io sono un risottaro, pare che lo faccio anche bene, per cui stasera il risotto lo faccio io. Per cui per uno che dovrebbe raccontare che Dubai è in crisi e la gente sta scappando, non lo so, gli altri possono scappare. A me sembra di averti raccontato una realtà un pochino diversa. E allora, Ale, io insomma, in questi casi si dice merda, 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 come le grandi manifestazioni teatrali, direi, no? Come quando si va a teatro. E allora si va in scena lunedì, dacci i riferimenti per chi fosse eventualmente a Dubai. Allora, è Dubai Hills, per cui è veramente a 300 metri da Dubai Hills Mall, ma comunque chi è a Dubai lo sa, perché sono proprio sono quartieri, ok? Qui su strada c'è questa galleria di stato. Se passate verso la sera non potete non vederla, perché io sono molto famoso, anche il famoso Forte dei Marmi, perché per me luci e musica sono fondamentali perché la gente si chiede cosa sta succedendo. Esatto. Bene, grazie Ale, al piacere di ritrovarci tra una settimana allora. Ok, a tutti grazie. Anche a te, grazie ancora. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Ballerine di Degas, bianche nuvole il vento le scioglierà, le bambine di Renoir, fiori gialli a Montparnasse, le ragazze di Gauguin, dentro gli occhi hanno il sole, lampi di uragani e la notte le accenderà. Fiamme di stelle nell'oscurità, donne candide, donne che si arrendono, donne in amore, l'amore le perdonerà, donne magiche, donne che sorridono, dolce mistero, il tempo non le cambierà, per noi, per il mondo. Le ragazze di Buñuel, freddi angeli, il sole non le scalderà, le modelle di Chanel, prigioniere in un atelier, le ragazze nei metro hanno sguardi lontani e mani fragili, quale amore le fermerà? Fuori in attesa, nell'oscurità, donne candide, donne che si arrendono, donne in amore, l'amore le perdonerà, donne magiche, donne che sorridono, dolce mistero, il tempo non le cambierà, donne candide, donne che si arrendono, donne in amore, l'amore le perdonerà. Per noi, per il mondo. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 19:37 minuti e 15 secondi. Questa era Grazie di Michele, le ragazze di Gauguin del 1986. Intanto vi do alcuni aggiornamenti. Vabbè, per quanto riguarda quella comunicazione sull'eventuale morte di Mojtaba Khamenei, non ci sono conferme, quindi la prendiamo per quello che è.
In compenso però da Iran International sappiamo che un banner pubblicato dal Servizio di Sicurezza Diplomatico del Dipartimento di Stato indica le figure ricercate del regime iraniano e in particolare c'è una taglia da $10 milioni per chi eventualmente desse interessanti comunicazioni su dove si trova l'eventualmente vivo. A questo punto non sappiamo più nemmeno come definirlo, qua siamo davvero a weekend con il morto, insomma l'eventualmente vivo Ayatollah, guida suprema dell'Iran, erede di suo padre. L'altra cosa che vi voglio dire, i24, che è una TV israeliana, la potete trovare direttamente in streaming su YouTube, tra l'altro. A quanto pare i24 News dice che il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate israeliane ha riunito appunto i suoi sottoposti e detto loro che la guerra in Iran a quanto pare andrà avanti almeno fino ad aprile. Quindi oggi è il 13 di marzo, è il 13 de Mars a Milano, quindi ancora un paio di settimane minimo di guerra per Israele e si presume per gli Stati Uniti. L'altra cosa che vi dico, abbiamo un altro aggiornamento ed è questo, scusate, il Wall Street Journal dice che ci sono qualcosa come 2500 Marine che verranno trasportati con un'unità anfibia nell'area del Golfo. Verrà mandata nel Medio Oriente, non nell'area del Golfo, nel Medio Oriente, più sfumato. Quindi a questo punto la domanda è se davvero gli Stati Uniti hanno intenzione di sequestrare di sequestrare l'uranio arricchito, i 460 kg di uranio arricchito al 60%, che in poche settimane, portata al 90%, avrebbe permesso all'Iran di costruire qualcosa come 11 bombe atomiche. E sapete che il presidente Trump, tra l'altro intervistato quest'oggi a Fox News Radio, ha detto chiaramente che sì, la cosa è nell'elenco, però non ci ho ancora pensato. Sapete che quando Trump comincia a fare il misterioso così, qualcosa poi dopo succede. L'altra cosa che potrebbe succedere è questa, cioè questa forza da sbarco con i Marine potrebbe prendere possesso di un'isola, ora vi dico anche come si chiama perché non voglio fare brutte figure, ecco qua, anche perché ne ho scritto, domani poi troverete un interessante, se volete, servizio su Italia Oggi, vediamo un attimo se vi posso dare l'isola, come si chiama, ecco qua. L'isola si chiama Karga, Karg, ecco qua, l'isola di Karg. L'isola di Karg è un'isoletta che si trova proprio sulla zona dello stretto di Hormuz e in particolare quest'isoletta è il terminale da cui parte il 90% del greggio iraniano e viene esportato. Quindi due sono le possibilità, almeno a giudicare da quello che c'è in ballo. Questa forza, questo gruppo di Marine potrebbe essere utilizzato per un attacco, una mossa a sorpresa molto audace a Isfahan o lì vicino, perché tra l'altro c'è un dibattito su dove siano effettivamente tutti e 460 kg, c'è chi dice che 230 siano ancora a Isfahan, altri 230 sotto una montagna lì vicino. Quindi potrebbe essere un'azione a sorpresa per recuperare questi 460 kg di uranio arricchito al 60% e di fatto dando la mazzata finale al piano nucleare iraniano, oppure potrebbe essere un tentativo per prendere l'isola di Karg e a quel punto strozzare l'Iran ulteriormente, che non avrebbe la possibilità tra l'altro di esportare 1 milione circa e mezzo, 1.250.000 barili di petrolio al giorno verso la Cina. E sappiamo tutti che la Cina è vicina a Teheran, amiche e amici miei, ma non dall'avventura. Quindi questa è la situazione.
Un ultimo aggiornamento: 10 minuti fa le IDF, l'aeronautica militare israeliana in particolare, ha cominciato una serie di attacchi contro ulteriori bersagli nella capitale Teheran e la stessa televisione iraniana riferisce di esplosioni in tutta la capitale. Hegseth, tra l'altro, aveva detto che questo sarebbe stato un altro dei giorni più lunghi di questa guerra per la violenza e la potenza dei raid. Vediamo che cosa succede. Noi chiudiamo la nostra trasmissione con l'ANSA, vi diamo gli ultimi aggiornamenti. Il Financial Times oggi: Francia e Italia cercano un accordo con l'Iran per Hormuz, Palazzo Chigi però smentisce. Il Pentagono muove 5.000 marine e altre navi in Medio Oriente. Trump: le navi tirino fuori le palle e attraversino lo stretto, anche perché lo stesso Hegseth ha detto che non è assolutamente vero. Che non è assolutamente vero che l'Iran abbia minato lo stretto di Hormuz. Morti 6 militari su un aereo cisterna USA schiantatosi in Iraq ieri notte. Israele dall'inizio della guerra 7.600 attacchi contro l'Iran e 1.100 in Libano. Hegseth Moshtaba ferito, probabilmente sfigurato, c'è chi dice che sia morto. Trattative e rincari: il petrolio frena a New York, l'UE, il sì USA all'acquisto di oro nero russo incide sull'Europa. Consiglio Supremo di Difesa: l'Italia non partecipa alla guerra ma è allarme terrorismo. Referendum, lo vuoi? CSM paramafioso? Lo dice chi non sa di magistratura. Nordio: spiace che equivochi le mie parole. Abbiamo il vicepresidente della CEI, Monsignor Savino: la Costituzione è una casa comune, ricorda che esistono limiti invalicabili. Monsignore, ma lei ogni tanto parlarci del Vangelo così, tanto per dire? Vabbè, lasciamo stare. La polemica: il Ministero verifica la compatibilità della Russia alla Biennale con le sanzioni. E poi il reportage: chi sta fermando René Redzepi dentro le proteste di Los Angeles. Domani alle 8 ci sarà il grandissimo Pier Vittorio Scimia con la rassegna stampa. Alle 9.35, come sempre, dopo il Liberamente, il direttore responsabile Giovanni Sallusti, noi con il garage dell'Alfista, Alex Cereda, Giovanna Scaglione. Grazie per essere stati con noi, ci salutiamo con Stefania Rotolo, Cocktail d'amore del 1979, e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Io vengo sempre qui in discoteca per cercare qualche cosa da amare. La nazionalità non è così importante, crollo solamente se un boom d'amante. Stai con me, con me, con me. Io voglio un incontro felice ed osservo